però sempre Allora, andiamo a vedere solo il Thunderbolts quando esce, sono curioso a questo punto. allora, dottor Carmine, noi abbiamo provato sto giochino ieri, c'è pure un pochino di enigma alla escape room come giocammo io e lei, quindi il suo Sì, cervello Omori, potrebbe... ho visto, No, no, Mori, ho no, visto Mori, qualche... Blue Prince, Blue Prince. Ah, sì, forse ho capito qual è. Sì. Noi l'abbiamo provato così ieri che io lo volevo prendere, poi ho aperto il Game Pass e sia lodato il Game Pass sempre, sia lodato, ho visto che c'era lì sopra, ci siamo parecchio divertiti. Allora, giorno 5. Te lo prendi in live? Ok, chat è qui. Ah, deve uscire anche uno special su Punisher, questo non me lo Allora, ricordavo. Buono. c'è... No, le casse non ci sono. Allora, abbiamo il bonus del 20 passi in più per il cibo che abbiamo preso nel giorno precedente. Allora, Gianmarco, sinistra, centro o destra? Destra. Ok. Sempre Allora, destra. camera da letto, stanza vuota e un La corridoio. camera da letto è con la curva, io la metterei. E sono 2 Salve. passi ripristinati, che non è male. Allora, c'è qualche oggetto, qualcosa? No. Non c'è un Kaiser. Va bene così. Allora, di qua invece... Questo non si può mettere, questo non si può mettere. Possiamo fare così? Sì. Allora, è il momento dell'enigma. È l'ora Allora. del busto, è l'ora del pacchetto. Allora, Ok, questa affermazione appare su un altro box. box. Il tuo box è vuoto. Allora, voi due state Dico dicendo non è la vero. verità, quindi tu stai mentendo, Quindi vuol dire che è pieno. quindi sei qui dentro. Ah, Yeah. birichino, birichino. Yeah. Allora, di qua invece cosa possiamo fare? Si potrebbe fare un den e recuperiamo uno spazio di qua. Questa però all'inizio anni il patio non è male, eh. Mettere un paio di stanzette verdi. Non Vai, è male. vai, facciamolo. Allora, guarda che bel giardino. Allora, intanto c'è una chiave. E tu magicamente sei uscito fuori di casa. E c'è giustamente un indizio sugli oggetti da trovare in giro. Allora, guarda qui con la pala quante cose da prendere. No, non ce l'abbiamo. Vabbè. Allora, qui possiamo fare qualcosa? Noi la domenica qua... Fa un barbecue. Allora, di qua invece possiamo mettere... Sì. Adesso mettiamo te. Anche perché ci abbiamo la password. Aspetta, 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 aspetta. Sarà la stessa? Swanson. Tutto maiuscolo? Era così. O era così? Allora. O era con la O? Al massimo proprio... No, Snow sicuro non c'è stata l'idea. No, va bene, dobbiamo riprendere sia la lente di ingrandimento che ritrovare quel foglio che era un pochino in giro. Forza. Ok, va bene. Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Stavo pensando dopo What If ci diamo tutti la mano e ci vediamo il vostro amichevole
Spider. No, no, Divertire. no, no. Tutti insieme, in live. No, Tutti insieme. no. Allora, se lo facciamo tutti in live, mi sì. rifiuto, mi Se lo dispiace, facciamo ragazzi. tutti in Ci live, diamo sì. tutti la mano. No, aspetta, No, aspetta. Facciamo tutti... No, io non lo faccio. Carmine, posso permettermi di dire una cosa? Gianmarco, mi hai fatto No, vedere no, Madame Web, No, ma ti a me vedi no- Spider-Man no, con non mi noi. piace la grafica, quindi non me lo c'è- guardo. A me non piaceva tutto No, Madame Web e esatto, l'ho visto. concordo. Vabbè, io mi metterò col telefono mentre ve lo vedrete, che non me ne frega Ti veramente. metti un qua cazzo. vicino a noi, ognuno affronta le sue paure, io ho affrontato la mia, mi sembra Mi faccio i cazzi, mi vedo c'è una anche live. mi vedo sul telefono. c'è una live che testimonia, quindi Sì, vieni qua, fate ti quello che siedi, cazzo volete. faccio trovare una bibita fresca, qualcosa, tutto Non me la tranquillo. vedrò, mi dispiace ragazzi. Allora, non è un bel esempio comunque Me ne Gianmarco, frega veramente una grandissima sega. Laboratorio. Quel tipo di gara mi fa veramente sboccare, quindi non me la verrò mai. Quanto dura una puntata? Una mezz'oretta? Beh, mezz'oretta Gianmarco. Sì, sicuro. Fatto, facile. Sì, sì. Allora, che cos'è qua? Allora, questo è un altro enigma. Ok, io approvo la sua proposta, signor Fatemi Mercury. sapere com'è. No, tu vedi pure tu con noi, scusami. Vorrei capire bene in che universo tu pensi di riuscire a costringermi No, a ma non farlo. si tratta di costringere, Ah. una semplice constatazione. Io ho visto Madame Web, ognuno vede qualcosa che non gli piace. No, no, Come sì. Aspetta, una frase che è stata usata per me. Scusa, se non l'hai vista, come fai a dire che non ti piace? No, il fatto è che io ho visto già. Tutta? No, tutta, mi sono visto delle parti. No, io Ma mica non mi piace. Madame Web ho saltato qualche Mi fa parte. cacare. Non mi piace. Ma dicevo anche io così, fidati, ti togli un peso. No, semplicemente farò quello che dico io, Fidati. come sempre. Quindi no. Allora, Ovviamente mi metto in gioco, potete anche trovare qualcosa che non piace a me, che possiamo vedere, non c'è No, ma assolutamente. Non vi ok, preoccupate. sì, mi sembra bello, affrontiamo ognuno i Io vi nostri vedo demoni What If interiori. e poi fate quello che volete voi. Ci sta, Basta. ci sta. Mi accontento di What If. Gianmarco, le paure vanno affrontate. No, non è paura, è che mi fa schifo, proprio schifo. Mi sono anche abboffato il cazzo di vedere le origini di Spider-Man, aggiungerei. Ok, allora, Che se fa? puoi creare una stanza con... Gianmarco, Dimmi. cos'è lo schifo se non un apostrofo rosa tra le parole Spider e Man? Bello questo. Attenzione. Effettivamente. Ma non l'hai visto? Non capisci l'importanza di vedere la merda. Ciao Francesco. Francesco, sei d'accordo con me? Come io ho visto Madame Web, Gianmarco deve vedere la serie animata su Spider-Man. Mi sembra una cosa giusta. Allora, qui possiamo fare due cose e guadagnare un effetto per tutto il resto della giornata. Ogni volta che mangi una mela guadagni un oggetto. Però la mela è rara. Questo pure Farei dovremmo avere le gemme. Immediately. Sì? E poi farei tipo Perdere 10 passi. permanently add 1 gold to your allowance. Allora. Se è permanentemente via. Spider-Man no, comunque. Ha detto Madame Web almeno aveva la fregna, Spider-Man no. Bravo Francesco, grazie che sei mio amico. Allora, tu dici bugie. Ma tanto se lo vedo lo stesso. Mm. quindi- Sì, sicuro, sì. sicuro. Però io dicevo così di Madame Web, però i miei amici mi hanno chiesto una cosa, uno si è messo, va bene, No, Vabbè. non lo farò. Semplicemente. qui ci vuole la password. Ok. Grazie Francesco, tu sì che sei mio amico. È per questo che io e lui faremo la run insieme su Baldur's Gate. Sì, proprio, Grazie, amico mio. è proprio con me, proprio che io ogni cosa che dico deve dire, va bene, va Ti bene. voglio bene. Per una volta potevamo essere alleati, Francesco. Non è alleato. Non c'è corrente. Ho visto tutti gli Spider-Man e 2 film di Dead Scroto e poi non mi sono mai più interessato. Ma ci sta, senti, perché La comunque tavola la Marvel a un periodica. certo punto può rompere il cazzo, tranquillamente. Come può non piacere proprio, è comprensibilissimo. Quindi non ti preoccupare se tu, Ok, qui anzi. c'è qualche altra cosa da fare. Un pezzo. Francesco, me. Allora.
E vabbè, Enzo, basta non parlare di amici di Disney, siamo generalmente d'amore e d'accordo. Ah, circa però, Francesco, circa. Mo, non lo so. Allora, la strada qua ci ha bloccato. Diciamo che mi fa cacare i supereroi, quindi... no, vabbè, se non ti piacciono proprio i No, supereroi... allora non ci Ma mia mamma possiamo... preferite One Punch Man, però se ti sei contraddittorio, allora scusami. Vabbè, un punto di vista diverso. Ho capito, sono supereroi. Sì, Allora, però qua tu- niente. Infatti ho detto generalmente. Bravo Francesco, hai sottolineato bene il generalmente. Bravo, bravo. Cosa un punto? Aspetta, no, aspetta. Spider-Man è figo, per carità, senti, però c'è i supereroi solo. Senti, leggere immediatamente Watch. Vabbè, Watchmen Francesco è una mina. Non so se apprezza Setti, però... Altrimenti ti spacco la faccia. Non mi sembra un po' eccessivo, Francesco, no? Passati semplicemente no, grazie. Ma proprio che a settimo ci vuoi... Vabbè. Una violenza inaudita. Allora, c'entrano questi, anche perché c'è una freccia che punta di qua, ma non capisco in che modo utilizzarli. Tu dici non c'è. Mm, 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 mm. Lo leggo immediatamente solo se mi spacchi la faccia. Ah, vabbè, se ti ha fatto una cosa... Purtroppo va così. E Francesco, capito, va così, però non c'è bisogno di essere sempre violenti. Non ne vedo il senso. Puoi anche semplicemente dire, ehi Setti, carissimo e immacolato, Per favore, leggi. cortesemente puoi leggere quello che ho scritto, grazie. Vedrai che l'effetto è lo stesso. In alcuni casi. In altri no. Oh, lente di ingrandimento, aspetta, fermi. Più una chiave. Allora, a sto punto possiamo tornare. Ci sono dei numeri strani là dentro e servono... Che gacia stai giocando? Senti. Eccolo là. Allora, Caduto nella trappola del formicaleone. Song c'è. Era Swan Song, lo zio. Swan Song. Non era Swan Song. Allora, Ah sì, ci ho provato a giocarci, setti a Gran Cross, ora poi l'ho preso. Però che cazzo. Ci ho provato. oh, password accettata. Ci stiamo collegando a internet. Questo che cosa comporta? Che cazzo? Allora, Dammi una cosa a piacere. vabbè, questo non lo possiamo fare. Ok. Ordini speciali. Oh, è cambiato l'immagine. Puoi piazzare un ordine speciale che arriva in 1 o 3 giorni. Piazzalo. Allora, che oggetto vuoi? Metal detector. Mandiamo un metal detector. Sleeping mask. La maschera per dormire. Sì, e recuperi di più nelle stanze da letto. Ah! Ho il martello. Quindi questo lo dovremmo trovare forse all'ingresso a gratis. corsa. Che fai con le scarpe? Consumi meno passi. Ma tu ne consumi uno a stanza. Magari ogni 2 stanze se ne prende uno. Sarebbero OP. Prendi le running shoes. Funzionano così. Partiamo con le scarpette? Io proverei. Ok, vai. Vedere che succede. Grazie internet. Allora, possiamo fare altro qua? No. Francesco, poi hai sentito il mio audio su WhatsApp? Pezzo di merda. Giusto per un attimo. Ok, quindi ora lo dobbiamo riabilitare pure di là e possiamo collegarci. Ah, aspetta, allora. Lo scarpo da... Dobbiamo trovare l'ufficio. Ho Oh, risposto sei tu che hai il telefono in culo. No, non avevo ancora visto, Francesco.
Data transfer da Sinca al momento non è disponibile. Posso e che cazzo? No, non ho capito che vuol dire che puoi entrare anche all'altro te, non comprendo. Io voglio fare tutta l'avventura con te, non è che mi gioco io da solo mi rompi il cazzo, Francesco. Da giocare a giocare insieme, se no mi rompi i coglioni. Allora, dobbiamo collegare pure questo qua. Siamo su WhatsApp, stacco un attimo Discord, ok? Vai, bello, ci Va aggiorniamo bene. allora. Un bacio, dottor Mercury. A dopo, belli. Ciao, bello. Ciao, dottor Mercury. Ciao. Scemo coglione. Perché mo puoi fare il personaggio ed io mi paleso? Cioè in partita anche il giocatore singolo puoi entrare. Io non so come funziona, Francesco. Non l'ho manco mai avviato io Baldur's Gate. Vabbè, uno crea e poi fa entrare gli altri, come facevo faccio. con Francesco e Lorenzo. Di qua non si può fare niente di diverso. No, questo si collega solo a questi altri qua. Ok, si deve capire un attimo qua come funziona. Allora, chiudo pure la chiamata su Discord così recuperiamo un po'. Allora, Fantazio, penso che lo iniziamo in live di sera e me lo finisco, altrimenti non lo finirò mai. No, sì, Tutti i mi Fantazzi. rompo i coglioni di vedermi il Fantazio un'altra Ma volta. tu mi dicessi lo puoi fare pure in live, a me non ci stanno Ma problemi. fatelo quando non ci sto io. Dici quando è che non ci stai tu, ma è colpa tua. Anche. Doppia cazziata carpiata in 3 Scusami. secondi netti. Dimmi Gianmarco non venire. Io non vengo. No, ma tu dicessi lo possiamo fare pure in live, sennò io No, mica lo sì, proponevo. qua. Come no? Ah, ecco. Allora, Poi ti spoilerò tutto appena va via. non mi sembra il caso, visto che sto alla fine. Potevi finirlo. Fantazio a me è rimasto all'ultimo dungeon, abbandonato. E Francesco è un peccato però. È un peccato, Francesco. Ti manca molto poco, lo potresti finire. Appenderlo così all'ultimo. Ma non hai finito Yakuza Paradox? No, senti, non l'ho ancora finito perché mi sono rimesso a giocare a Devil May Cry 5 con Virgil. Sto facendo tutte A 60 fps. a 60 fps. Ray tracing. Lo so, Francesco, ma sei arrivato alla fine. Cioè, non ha senso appendere dove hai appeso tu, per quanto mi avevi detto, capì? Cioè, sei arrivato veramente alla fine. Ti devi fare solamente quell'ultimo pezzo, vai a fare la boss fight e finisce il gioco. Hai fatto tutto yoga così, ma appendi all'ultimo. A questo punto, effettivamente, Questo- sta pure più avanti di me. Sì, Quindi, Franci, il grosso l'hai fatto. Dai, potresti Franci. anche finire. Dai. Cioè, ti avrei dato ragione, non ti avrei detto niente se me lo appendevi a metà, ma mo mi sembra un'idiozia, sincero, sì. A me non ha mai rotto il cazzo il segno di fantazione, sono anche super No, ma manco a me, infatti. Io Francesco va molto a momenti con questo tipo di gioco. Poi mi scoccio da morire anche solo a pensare di aprirlo. Vabbè, però, allora ragazzi, tu. arriverà il momento giusto. Che te Allora, posso abbiamo 3 stelle. dire? Ti secca vivere a te, Francesco, un altro poco. Ma tanto il 4 maggio devi stare qua. Più 3 Tra passi. qualche anno se ne parla. Fai prima a vedertelo su YouTube a questo punto, Francesco. Sei chiuso la chat. No, perché ho sbagliato io ad uscire. Poi abbiamo Col guadagnato un'altra puntatore. cosa. Che cosa ci dà lo slice con 3 3 passi in più. Oh, vabbè. Allora, abbiamo un'altra porta di qua. Allora, dobbiamo fare assolutamente la libreria, che non l'abbiamo mai fatta. Però c'è l'armadione con 4 oggetti, no, ma ci vuole una Se cazzo, gemma. prima o poi si finisce. Fai come vuoi, Francesco. Adesso abbiamo parlato di cose che ne abbiamo parlato. Poi che io sarò disoccupato. Dite, Speriamo dottor presto, Setti. Francesco. Situazione Switch 2, che ne pensate? Io non mi esprimo più ormai. Allora, Sono stanco. bella, funzionale, scattante sembra, potente sembra, ma Nintendo è sbattuta con la testa per terra per quanto riguarda i prezzi in un brutto modo, molto violento e non dico cattivo ma poco ponderato, quindi al momento la si guarda da lontano, dice ok, c'è. Cosa succederà? Vediamo un attimino.
Allora, selezionane uno. Mi disformo, Ok, che cosa facciamo con i libri? Allora, Questo ci dà qualcosa in più per quanto riguarda le costellazioni. Questa è una passiva per costruire, già. ma vediamo chi sta qui. Buttai. Ok, quindi noi abbiamo messo firma. Possiamo cambiare. Così. Allora, Se dobbiamo cacciare un'altra libreria. Dei giochi di Allora, prezzo per la console ci è sta. abbastanza giusto circa, Preferisco vederlo con i miei occhi prima in azione, però Switch, Metroid Prime 4, 60 fps su una Switch in quel modo li vedo a modo mio, vedo se è davvero vero quello che si dice. Un pensiero lo si potrebbe anche fare con piacere, perché l'idea di avere una console potente con un certo tipo di titoli per quello che è il mio modo di giocare, io la prenderei tranquillamente. Però sì, per prendere una cartuccina devo spendere 90 euro. Non è per i 90 euro, attenzione, perché io mi devo anche recuperare il Direct che c'è stato oggi di Mario Kart, che come titolo a me è piaciuto, però sinceramente non mi sembra che sia ancora giunto il momento di mettere 90 euro. 90, tenendo a mente, come 90. ha detto anche Francesco, che i giochi di prezzo non scendono, e soprattutto non quelli si trovano. Nintendo, quindi col sistema che ha inserito delle cartucce virtuali da poter dare anche ai membri del gruppo familiare, quello è apprezzabile. però non è che puoi. Allora a questo punto GTA 6 quando uscirà costerà 150 euro, e da Nintendo questa è la cosa che ha destato un attimino tutti. Da Nintendo questo passaggio non se l'aspettava nessuno. Un po' drastico. Che un gioco Play che da 80 mi passa a 90, va bene. Il gioco Nintendo che da 60 mi passa a 90, forse un po' troppo tutti insieme, Io ragazzi, onestamente ho visto il Direct di Mario Kart, non comprerò nemmeno il bundle, non per il prezzo ma perché non mi ha convinto, ma infatti pure se la dovessi prendere non la prenderei in bundle, che non mi interessa. Al momento per i titoli che escono conviene solo il bundle con Mario Kart, soltanto per il prezzo che verrebbe a fare 30 euro invece di 90. Quindi paradossalmente potresti poi prendere il gioco e rivendertelo a 80 e ci avresti fatto anche dei soldi. Anche. Tranquillo proprio. Allora, sopra cosa c'è? Oh. Ok, c'è tutto quello che abbiamo fatto finora. Ok, forte. Noi dobbiamo capire come sbloccare le passive per potenziarci run dopo run. E forse sta cosa dei libri. Ma poi paradossalmente siamo stati incuriositi da Pokémon a 60. Incredibile. Le stanze che più abbiamo utilizzato, eccetera. Quindi giustamente nella libreria cosa su? gli collezionabili. Collezionabili. Va bene. Sì, se ti interessa Mario Kart, quante versioni si comprano Mario Kart a 70 euro? Che quelli a cui interessano sono corsi a comerlo perché hanno la mamma chiacchierata. E devo prendere la Switch del Day One in caso ci sia del One Piece da fare. Crisi ora anche. Tutto quello che ottieni durante una run te lo tra chiavi, tra soldi e gemme, te lo porti il giorno successivo. Però attenzione, non possono essere modificati o spesi fino a domani. Quindi vuol dire che tutte le risorse di Mo non le puoi più toccare oggi. Allora, noi dobbiamo salire per forza su e di qua siamo fottuti. Questo punto pacchetto. No, è finita la giornata, già, ma non possiamo andare da nessuna parte. Possiamo andare da nessuna parte? No. Allora frizzati le chiavi, lo zio. A questo punto. No, aspetta. Per 2 chiavi soltanto, no, meglio non andare meglio qua. Soldi e gemme, guarda, sta il disegno. Ah sì, a parte. Quindi niente, no, meglio, allora meglio. un cazzo. Ok, quindi almeno sappiamo che se la ritroviamo il giorno dopo. Quella è una password, ma non capisco dove la dobbiamo utilizzare. Qui c'era la scritta in piccolo. Allora,
si fotteva le email del barone? Mm. Secondo me il bisnonno Mm. c'era qualche segretino sotto che piano piano stiamo trovando dei pezzettini di lore, quindi qualcuno l'ha fatto fuori. Ah. Allora, a questo punto, non potendo fare più Prima che mi niente, dimentico, Francia, io però ti avevo chiesto pure un'altra cosa. Tu domani ci sei? Quando vai a lavorare? Perché io dalle 5:30 in poi ci sono fino alle 8 volendo per giocare, se vuoi giocare. Io se hai piacere. io appena torno faccio PG, a domani fa il pomeriggio e allora niente. Allora domani nel caso mi inizio a fare il PG. No, allora, salve, continua. Visione di anime, attualmente stavamo vedendo solamente Devil May Cry. E se ne scende con simpatia e no. tranquillità, finora. Allora, giorno 6. Poi Siamo io ormai da una personalmente settimana qua non dentro. sto vedendo molto set in realtà perché non c'ho tanta voglia ultimamente. Allora. Oh, aspetta. Abbiamo la cagare, passiva, senti, purtroppo. aspetta allora. Ah, allora quella era davvero una passiva nel laboratorio. Noi Sì. tutti i giorni prendiamo una moneta all'inizio. Ho visto Frieren, Frieren non l'ho sentito, lo devo vedere. Sì, senti, Re Zero mi fa proprio sboccare purtroppo. Ho provato a vederlo col fratello di Enzo, tra l'altro, ma l'abbiamo droppato. Proprio Re Zero. Ho visto tipo le prime 7-8 puntate e mi sono abboffato i coglioni. Quale? Aspetta, non ho capito. No, è un anime che ho visto, ok. lo stavo vedendo con tuo fratello. Ok, quindi ogni cosa è giustificata pure a livello di trama. Quindi il soldino in più ci è giustificato con una lettera dell'assistente della casa che ci dice qualunque cosa sono a vostra disposizione. Ok. Alla morte. Dovrebbero anche accumularsi. Sono contento che ti piaccia, senti, io purtroppo non è per me. Il pacchettino subito. Vediamoci subito il pacchettino. Ah, per carità, senti, può averci una storia incredibile, non... Allora, c'è un compasso e un coupon per i libri. Vabbè. Che cosa fa che non l'abbiamo mai preso? Ah, è un buono risparmio. Buono. Ok, va bene. Va bene. C'è sempre la solita lettera qua. Era al pari di quella porta di RPG di me. Mi sta che non... Eccolo qua. È partito, sono partiti. Vai ragazzi. Specchio riflesso merdaccio. Francesco, ma non siamo Non a scuola che fai funziona specchio riflesso. Vabbè. Tu ma... Ecco qua, perfetto. Senti, è partito. Vabbè. 4 lettere, ha vinto lui. Ha risolto facilmente, senti. Va bene. E non mi toccate la mamma di Francescone, ragazzi, c'è un casino voi, Santa donna, tu fai. No, è facile, madonna che copione. Madonna mia, Franci, mettici un po' di inventiva almeno. Mamma mia. Andiamo, fate tu zia, ve la suggerisco pure io. Ma se ci pensi, tutti e due, con la 52 uno, 52 un altro, la 104 la... Due amorevoli deficienti, questa sarebbe la definizione corretta, con tanto amore, affetto e bacini dietro le orecchie. Cartellaccio penale, Ecco. cartellaccio penale, detto che sì, madonna lo sbocco. Sì, no, ma Francesco le cose le vede e le prova prima di sboccare, questo di non gli si può togliere. Francesco mette mano a tutto. Poi non capisci un cazzo, questo è un altro discorso. No, Questo non c'entra niente. 4 monete. La chiesa di là. No. Gemme. Allora. Mette mano a tutto ma non capisce una sega. Ecco qua, perfetto. Allora, questo box e quello Sono bianco vuoti. sono vuoti. Va bene. Questo box e quello blu Ok. sono vuoti. The other two statement Sono scritti allo stesso modo. This box are both empty. This box are both empty. No, non sono scritti allo stesso No, modo perché uno blu e uno white. Quindi in teoria no. Quindi tu stai mentendo. Tu sei un menzognero. Questo ci sta instillando del Qui c'è tutto. l'inculata, aspetta.
No, perché il problema è solo sulla scritta che c'è sopra, non sul contenuto. Quindi loro possono dire la verità. Quindi, senti, io e il bianco siamo vuoti. Senti, io e il blu siamo vuoti. Senti, quei due hanno un cappello strano in testa. Ok, ma non hai detto che non sono vuoti. Quindi, Vai. se non prendo la chiave... Forse non va. Salve. Allora. Che stanno continuando. Ah, beh, bene, bene, bene. Falli continuare. Ecco qua, a posto. Allora, possiamo andare su. Facciamo la sperra e vediamo di salire per quanto possibile. Oggetti e cose varie. Corridor, così. Sempre sbloccato. Quindi in teoria non serve chiave. No, qui non serve chiave per fortuna, anche perché non ne abbiamo... Il cartonato di Kojima che ho in salotto, siccome c'è un cartonato di Kojima Come? in salotto. Non è vero, Francesco. Sei un menzognero. No, poi ce l'avresti già fatto vedere. Stai mentendo, C'avevi il cartonato Francesco. di Kojima in salotto. Sporco menzognero che non sei altro. Allora, la leva rotta. Non sto mentendo, come non stai mentendo? Foto. Francesco, Invio il cartonato di Kojima. Francesco, Gianmarco, Francesco, si risolve non facilmente. ce l'avrei Mandare fatto foto. vedere. Punto. 2 secondi ti alzi. No, O se sei al lavoro la puoi mandare anche quando torni a casa. Tanto se ce l'hai a casa lì devi passare. Fai la foto e la invii. non in salotto ma in garage, che mi guarda quando faccio retro gaming. Benissimo, appena vai in garage ci mandi la foto. È vero che lui Aspetta, aveva il garage adibito al retro gaming. allora 10, allora il viola com'era? Era il meno? No, no, scusa, Era il perro. 20 Quindi 20. Questo è il meno. questo è il meno e questo era il diviso. Sì. Quindi 19 meno 9 10. 10 diviso 10 È 1. a posto. 10 e viene 5 a posto. 2 chiavi. Scusa, c'è la curiosità, dove l'hai preso un cartonato di Kojima? Così. La domanda non è che la domanda è perché. Cioè, dove Sto l'hai cercando preso? di capirlo pure io a sto punto, ma non... Ok, va bene, l'hai trovato su Amazon e... Aspetta un attimo che a questo punto... Ma c'è anche di no Bampi, ho visto lo zio. Allora, visto che ho sempre il problema di non sapere cosa mettere dietro, se si crea la possibilità mettiamo qualcosa dietro. Vogliamo prendere Cannavacciuolo. Va bene, va bene. Ma sono incredibili. Allora, grazie Francesco per questa... Io pensavo su cose che si dovevano cioè cercarle un attimino più nel dettaglio. Non ci avevo mai pensato su Amazon. Bellissimo, Francesco. Vabbè, non costano neanche tantissimo. Allora, uno sicuro c'è. Uno già ce l'ho e penso sarete tutti d'accordo con me. Francesco. No, a parte quello suo. Dobbiamo farci un cartonato. Sì, sì, anche. Dobbiamo vedere da chi si possono fare. Io vorrei quello di Pippo Baudo. Pippo Baudo ci sta. Pippo Baudo qua dietro che ci veglia, vedi un attimino, cerca. Secondo, 2 possibilità, ok. Tanto le chiavi ne abbiamo soltanto una. Ti apri? Vaffanciulo. Allora, ci vuole bloccare di là. No, lo zio non c'è. Quindi dobbiamo trovare uno che li fa personalizzati per fare uno di Pippo Baudo e uno di Francesco. A posto. Ah, giusto per far incazzare, anche se Ci mettiamo pure uno del Setti tra tutte e due che li tiene separati così non litigano. Phoenix che ha annunciato oggi.
Io ho paura a chiedere perché ho visto dei video che parlavano di alcune cose. Kingdom Hearts appunto. All in One Collection, tutti insieme. Ah, ok, no, questa no. ma il DLC però del 3 non c'è. È Non era tutto all in one. all in one, ma A me mi è passata di aver letto la notizia che tutto quello che hanno fatto di Kingdom Hearts 4 finora è stato preso e cancellato ed è ricominciato tutto da lì. bello. Una cosa del genere. Quindi mo sto cercando un attimo di capire che non penso che Square Enix di nuovo, dopo la presentazione di Kingdom Hearts 3, ehi, guardate, sta uscendo, poi sparisce per anni, abbiamo sbagliato il motore grafico, lo rifacciamo da capo e hai rifatto la stessa identica cosa. Vabbè. L'importante è fare le cose in maniera molto corretta. Quindi non c'è il DLC nel... E quanto costa tutto l'Ambaradan? No, te lo dico. Chiusa e non ci abbiamo chiavi. Abbiamo provato all'altro lato della casa. Allora. 10 giochi tutti insieme. Allora. Breaker no. No. Mettiamo questo qua. Non capire un cazzo, ci sta, ma secondo me è uno dei pochi anime che non tiene voglia di strapparti la pelle come gli ultimi anni. Un prezzo. Ok. Salve. C'è Alzara. Salve. No, ti voglio fare a te, dammi una moneta. Ok, la zampetta di coniglio fortunata, più possibilità di trovare oggetti. E la madonna. 7 monete tutte insieme. Ok, probabilmente una cinquantina di anime che mi ricordo e 25 manga. Oggi non c'è. No, vabbè, aspetterò e vedrò un attimo. Perché il fatto di avere così una raccolta fisica per me mi piacerebbe. Che cosa sta succedendo? Ah. I am awakened at the sound of a dropping coin. Vabbè, no, anche meno. Yourself, face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. Io volevo solo sapere cosa facevi. The image is becoming clear. I see a boy Hogwarts Legacy? No, on a shore of lakeside. He is looking for something. Something he was told he would not find. I see a black cat tied to a red flag. non... I hear the wind blowing, Vabbè, but the flag does not stir. fatta di plastica forse, quindi non si vede. A door marked by a road moon. Ok, porta ci può interessare. It has no key. It is the door you have been searching for yet will not find. Sta diventando Kingdom Hearts. Beyond the dark waters. What you have heard here has been foreseen by the great Alzara. Until the dawn of
the following day, I will have nothing more to say. Allora, aspetta un attimo, però, aspetta un momento, aspetta. Gioco, mi vuoi far credere che tu, oltre a sta cosa, c'hai mo una porta misteriosa da trovare, con un mondo completamente flippato e misterioso, pieno di segreti? Non puoi avere pure questo all'interno, se no io ti sposo proprio legalmente e sarai uno dei miei giochi preferiti. Aspetta un attimo. Mi ha detto lui fine domani, cazzi miei, non ti dico più niente. Va bene. Ok, allora c'è di nuovo il laboratorio che punta comunque a nord, con questo 4 monete. No, teniamoci la gemma. Ok, monete, un po' di energia, dobbiamo usare per forza la chiave. Stronzolo che non sei altro. C'è anche da tornare indietro un bel po' adesso. Allora, facciamo la nursery. Almeno su 5 punti qua. Magari c'è qualcosa di nuovo pure. Ok, dadi. Ok, possiamo trovare anche dei dadi in giro adesso per switchare con nuovi piani. Va bene. C'è un libro. Il principe rosso. Ok. Ok, la favola del principe rosso, va bene. Credo vada un attimino ricordata, forse per qualche enigma. Allora, qua non c'è nient'altro, non possiamo andare da nessun'altra parte, quindi ce ne dobbiamo tornare indietro di qua. Sì, si stanno parlando amorevolmente. Buonasera Reagan. Buonasera, Regan. Qualcuno che interagisce con noi finalmente. No, lasciali fare, è bello pure che interagiscono tra di loro e si magari possono scoprire qualcosa che l'altro non conosceva e ritrovare la pace e l'armonia, chi lo sa. No, immediatamente i dadi, perché sennò già non ce l'abbiamo. Figlio di buona madre, figlio di buona madre. Sempre figlio di buona madre. Allora, l'unica cosa è questo. -2. Ok, almeno un paio di oggetti qua dentro. La chiave, gemma. Tutto bene, Regan? Allora, con una chiave già c'è un attimo un'atmosfera diversa. Vediamo se possiamo fare qualcosa da qui. Piano piano stiamo andando avanti. Abbiamo trovato delle altre cosine, sbloccato computer e fatto cose, ed è successa una cosa molto strana vicino
ha uno stand. Hai presente quei maghi dietro una teca dove gli dai una monetina e ti leggono il futuro? Ci ha fatto vedere tutto un mondo strano e una porta da trovare. Ha detto tu cerca questa porta misteriosa, dietro ci sono altri cazzi. Va bene. Se proprio vuoi fare sta cosa non ci sono problemi. No, per forza questo. Oh, bisogna far tornare le luci in qualche modo. Allora ragazzi, sinistra o destra? O centrale, perché la gemma ce l'abbiamo. Centro. Tipo giù Cascasella? Più o meno. Ma non è tutto a posto comunque. Però è partito un video molto particolare e sembrava completamente fuori contesto. Vai di centro. Lavanderia, dove non ci siamo mai stati. Ok. Allora, senti Gianmarco, visto che per una volta siamo ricchi Sì. e c'è la lavanderia. Ah no, ti dice cosa fa? Aspetta, aspetta. Ok, con 5 scambi le gemme con le monete. Con 5 puoi scambiare le chiavi con le gemme e puoi scambiare le chiavi con le Te monete. fa un cazzo sta cosa, così. Oddio, visto che abbiamo 10 monete, Gianma, io ti direi... Ah, il fatto, ok. Va bene. Ci può stare 5 gemme, ti apre un po' di stanze. Ok, a posto. Magari esce il congelatore in una delle prossime stanze e ce le portiamo per il giorno successivo. Allora, qui invece... Va bene che abbiamo preso delle gemme, però... sembra un po' che esagerato. Centro. La security, un'altra. Non ci sono oggetti. Qui continua a dire che i blu sono quelli buoni e i rossi sono quelli che mentono, e c'era quel libro sul principe rosso. Allora, di qua a sto punto per forza dacci la pala. Pure qui. C'è una gemma? No, nella zona verde. Ah, ok, stanza questa di qua. prima dovrebbe aver disperso Il gemme in martello. quelle stanze. Il martello, e non sappiamo ancora dove ci serve. Allora, non possiamo andare di qua, dobbiamo andare qui. Sì, reghe, ne stanno da almeno mezz'ora a parlare di quella merda di Re Zero e che Francesco è un coglione soprattutto. Così ho fatto un banno a entrambe le parti, Sì, capito? sì, Questo sì. tutte e due. In modo Qui. che siamo equi. Allora, dining room, piscina. Piscina buttata oggi perché siamo chiusi Sì. a questo punto. Dining Aspetta, room per 1, il 2, cibario. 3, 4, 5, 6, 7. No, È vero, quello all'inizio non c'è di base. no. E allora proto. Stai zitto, man. No, ragazzi, devo fare un torto a entrambi perché devo essere No, equo. metti la piscina. Metti la piscina. Quindi se proprio dobbiamo morire e ci esce una di quelle stanze lì, come dobbiamo capire, una volta svuotata la piscina, che cosa si può prendere dentro? Qui si sta facendo un po' di analisi. No, stai zitto, Francesco. Ok, c'è la veranda. Più possibilità di trovare oggetti nelle stanze verdi. Senti, ma adesso che hai detto sta cosa, Francesco ti dirà un motivo perché ognuna di queste tre cose in realtà non gli piace. E che è tutta una menzogna. Preparati, preparati. Però noi ascoltiamo con piacere, che comunque può dire qualche cosa di buono. Ah! Ecco a cosa serve, senza le chiavi. Minchia quante gemme. Ottimo. Ah, ma non abbiamo visto all'inizio se c'erano le due carte? No, non c'erano, non c'erano.
Protolo. Il garage finalmente. Però il gioco ci ha fottuto. Cazzo, abbiamo sempre trovato le chiavi. Una volta che non abbiamo trovato le chiavi ci esce il garage. Va bene. Gioco mortacci tua. Allora. Qui. Non si risponde nessuno. Così, 3 chiavi. Questi si vedono subito. E il problema è che sono inutili queste 3 No, chiavi. sì. Ok, 3 è sottolineato. Eh, E l'auto giustamente non la possiamo aprire in nessun modo perché non abbiamo le chiavi. Allora, noi dobbiamo dichiararci sconfitti perché... Aspetta, qui serviva una chiave. Ma non ce la facciamo con i passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No. No, non c'è neanche una stanza dove passare. No, niente. Dobbiamo collare il dedo, sì. Non c'è niente. No, che non possiamo fare in 11 niente passi. proprio. Qualcosa di Non ci utile sono in 11 stanze che passi, possiamo niente. aprire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, Non massimo abbiamo trovato arriviamo qua. nemmeno il deposito, eh. No, niente, niente, Allora è andata così. niente. Niente. Dritto. Niente di niente di niente. Ma allora, abbiamo fatto sempre dei piccoli passettini avanti, eh. Un po' alla volta ce la dobbiamo fare. Me lo sto mettendo sempre più in testa sta cosa. Signor Principe Blu. E c'è sempre sta cosa, il titolo si chiama Blue Prince e noi abbiamo trovato la storia del principe rosso e c'è tutta sta cosa di blu e rosso di continuo. Ok. Allora. Proviamo a sinistra stavolta. Siamo a prendere chiave. Dai. Allora, si prende chiave. Oh, che bello. Allora. Adesso che già possiamo entrare da là, prendiamoci una porta sicura senza una chiave. Allora, oggettini o cose varie, non c'è niente. C'è niente di anomalo. Cappella e continuiamo verso nord. Ok, abbiamo fatto una donazione. Che noi dobbiamo iniziare a considerare di mettere delle bedroom che, a parte salire, noi si creerà un momento dove, sapendo precisi passaggi da fare, noi comunque dobbiamo fare delle piccole soste ogni tanto. Facciamola, almeno ci guardiamo il futuro. Allora, il futuro ci ha dato un po' di risorse. Questo sarebbe stato una bella combo, però a questo punto facciamo questo e ci prendiamo un paio di gemme. Allora, 3, 18, quindi 2. Allora,
Porca puttana. Allora, 12 meno 11 è 1, quindi noi partiamo da 1. I viola cos'erano? Diviso. 1 diviso 1. E questo ce lo siamo tolti da mezzo. E poi 1 diviso avrei fatto 1. diversamente. No, no, questo è per, il viola è diviso. Ah, ok, Quindi devi ok. fare 1 per 2, 2. 2 per 1, 1. 4 per 2, Ok. 8. 8 diviso 4 è 2. Ok. Sì. E comunque sono chiavi, ci serve solo qualche gemma. Allora, a sto punto andiamo a Zigozago di qua. Stavolta c'è un'arancia. Buona. Secondo me qua si deve tornare se trovi Boh. tutta la frutta. Forse sì. A sto punto, per forza. Eh no, perché sei stronzo. Dobbiamo fare per forza così e provare a risalire dall'altro lato. Allora, solo una scatola dice la verità. Solo una scatola contiene le Questo è gemme. vero. Tu stai dicendo una bugia, perché tu stai dicendo la verità. E anche tu. Quindi Questo però non lo sappiamo per certo, per forza. Capì? Che la bianca dice solo un box. Fa le gemme. Sì. Però la nera ci dice stanno nella bianca, ma su che base però? Capì? Fuori casa c'è qualcosa. Fuori casa c'è il resto del mondo, Reagan, però dobbiamo riuscire ad arrivare a questa stanza. no, noi tutte le 46. sere usciamo, torniamo nel nostro Sì, ci alberghetto e riposiamo, poi e torniamo poi il torniamo giorno dentro. dopo tentando di esplorare la villa. Allora, così. Allora, questo dice il falso. Quindi Però... anche 2 scatole possono essere vere, quindi di conseguenza tu sei vera, tu sei vera, tu che sei vera ci rimandi qua. Vai. Sgrondel. Protolo. Allora andiamo verso di qua, vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa. Ragazzi, per adesso troppe chiavi. Sì, sì, farmiamoci le stelle. Allora, che cosa abbiamo adesso come potenziamento? Una gemma in omaggio. Va bene. C'era aperto qualcosa di incredibile oggi. Ci stanno hackerando. Stanno taggando, controtaggando. Vai, falli partecipare. Io ormai. Per forza. Per forza. Per Sì. forza. Allora, almeno c'è una gemma. Ci sono sempre ste cazzo di buche e non troviamo una pala manco a pagarla. Aspetta. La serra non l'abbiamo mai fatta. Con questo però noi dobbiamo salire. Troppo dobbiamo salire. Peccato. Diciamo che di base l'obiettivo iniziale sarebbe quello di sbloccarci tutta la zona intorno per avere la certezza di riuscire ad arrivare alla fine e poi muoverci con i puzzle. Dobbiamo capire solo come sbloccarci, quindi dobbiamo, dobbiamo trovare il modo di potenziarci. Per forza questa qua. Poster. Regan, a sentimento, vai, la prima che ti viene in testa, nel cuore, nell'anima, nello spirito, scegli. Possiamo farle tutte e tre. Setti dice la 3. Giamma, tu?
Da 1. Sinistra? Il problema è che io sto pensando centro, quindi il voto di Regen cambierà le sorti dell'incontro. Della run? Vediamo. Magari ci farà uscire la stanza super segreta, tutta fottuta di cervello? Centro. Ci ha fatto trovare la pala. Grazie, grazie Regen. No, no. Grazie Regen, gentilissimo. Allora, e con la pala adesso possiamo iniziare pure un attimo a fare un paio di cose. Un po' di ciottoli che non servono a un cazzo. Perché no? E una chiave. Ok, va bene. Abbiamo un'altra buca da trovare dietro. Ci serve una scheda o la scatola di fusibili. E di qua dobbiamo usare la chiave. Lo stronzolo ci ha bloccato pure di qua. In realtà già è finita la giornata. Al massimo possiamo esplorare le altre stanze per vedere di potenziarci. Però di certo all'anticamera non possiamo arrivare. Allora. A questo punto facciamo così. Ottimo. Che culo. Questo ha cambiato tutto in una frazione di secondo. Va benissimo, possiamo continuare allora. Uno con 2 possibilità e una gemma soltanto, sì. Uscirà un vincitore dalla sfida, secondo te? Troveranno la pace entrambi? No, vabbè. Allora. A questo punto il retro qui lo facciamo. Negozietto con gli oggetti per una gemma per forza. Abbiamo anche 7 monete, quindi giustamente tutti gli oggetti stanno 8 e la lente di ingrandimento al momento non ci serve, quindi va benissimo così. Grazie negozio, molto gentile. Quindi non è vero che sarà chiuso dal 12 al 16, è scritto in russo. No, è falso. Fix. Bene, non abbiamo le chiavi. Di qua. Gioco, non sei simpatico quando fai queste cose, eh? Va bene. Allora. Dovremmo poter aprire. No, qui non c'è nient'altro. Neanche questo, quindi dobbiamo tornare all'inizio. Però aspetta, qui un'altra chiave, quindi possiamo continuare a pushare un pochino e ce n'era solo uno qui. Allora, Eccola. sì, sì. Questa ci darebbe pure l'energia. Questo non si può fare per la gemma e tu ci blocchi di qua. Però poi non abbiamo chiavi né altro. Quindi no. L'ufficio, cazzarola. Vabbè.
Bisogna vedere di piazzare l'ufficio perché non ci siamo mai stati lì dentro. Allora, tua sorella, tutte cose, anche. L'unica cosa che possiamo fare è provare a tornare almeno un pochino indietro e vedere di fare qualche potenziamento. Certo che qua comunque i camerieri e cose varie tutti al manicomio, eh. Allora, di qua possiamo andare. Chiavi, oggetti, niente. Poi mi vedremo. No, è tanto visto che comunque è finita la run. C'è niente di particolare o altro che si possa fare. Possiamo vedere di qua al massimo. Aspetta. questo- A sto punto la voglio finire, ma la voglio finire in un altro modo. Allora, salve, mi scusi. Ci tiene questa per piacere? Dato domani tanto fermo. Non possiamo andare più da nessuna parte. Possiamo anche finire la giornata andandocene direttamente da qui. Ah, ma tu sei esplorabile. Aspetta, allora, aspetta Gianmarco. Gioco, tu mi stai puzzando anche fuori. Aspetta. C'è qualcosa qua dietro. Ok, c'è altro da esplorare oltre il gioco. Va bene, va bene. Mi sembra un pochino esagerato, eh. Ma io pensavo non ci fosse niente. Direi che ne c'è altro. Però non possiamo passare. Deve essere qualcosa da capire. Che c'era? Era un templare, potrebbe essere. Va bene. Va bene, perché no? Perché giustamente c'è anche un pochino di cosa fuori. Forse ci sarà. Dobbiamo capire solo come si attiva. Sarà pure per qualche piccolo elemento sulla lore che ci sta dando il gioco. Però comunque c'è dell'altro, vabbè. Posso tornare fino a No. casa a piedi? Mm. Gioco, io fino a quando mi fai andare io vado, cioè, c'è problema. Una pena. No, io ho visto quella, va bene, ci arriveremo in un attimo pure lì. Allora. Ah, ok, ecco dove dormiamo Oh, noi. bello. Ecco dove dormiamo. Ok, molto carina sta cosa. Ok. Non è che usciamo, siamo sempre qui e dormiamo effettivamente qui, tutte le notti. Giustamente, come cazzo fai a dormire in una casa dove ti svegli a Milano e ti addormenti a Bologna? Quindi... Aspetta, un attimo. Allora, c'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro? 90-83. Cioè, ma se si apriva era fatta. Allora, quindi noi ci dobbiamo ricordare che nella villa ci sono 4 numeri da qualche parte.
C'ha tante cose questo gioco, porcaccia la miseria, va benissimo. C'era una foto con un menu intagliato. Non c'era Allora, un e menu quello mo è un problema. con dei numeri. Quello mo là è un problema. Ma qua, come si entra qua dentro? Che tu mi devi fare entrare qua dentro. Non mi puoi mettere Così dobbiamo andare avanti. questi. Noi ancora dobbiamo vedere nell'anticamera che succede, così. Il problema è che se dopo fatto tutto un casino ti dici ok, questo è il primo piano, ma ne devi fare il secondo e poi devi fare 4 piani di fila per arrivare, o anche più. Vabbè, noi andiamo avanti fino a quando il gioco si fa giocare, a noi piace. Quindi visto che a sinistra c'è la zona notte, quel cancelletto a destra in qualche modo si dovrebbe aprire. Però già la capanna con il codice all'ingresso, aspetta un attimo, aspetta un momento, aspetta un attimo. Allora, prendiamo la paghetta. Allora, partiamo da sinistra di nuovo. Allora, piccolo corridoio. Un occhino, che così ci prendiamo una chiave, perché no? Comunque non sto capendo un cazzo del gioco, ci credo, cioè ti state parlando da 3 ore di sta cosa, è normale non capire Allora, un senti, è un cazzo. puzzle game un po' particolare, dobbiamo crearci un percorso fino a qui sbloccando sta camera e sono tutti enigmi da collegare l'uno con l'altro, è un trip non indifferente. Quindi c'è anche un elemento roguelike nel creare stanze randomiche con degli effetti e quant'altro, quindi ci serve culo e intelligenza e noi siamo sprovvisti di entrambe. Marco, perché non lo cuppi al bomber? Francesco, va bene. Quando ci sarà un bomber glielo cupperemo. Sempre quando vieni a Napoli vediamo che succede. No, che così sembra che poi lui sia un bomber, capito? No. Verrà toccato, ho detto, in ogni parte del corpo verrà abusato sostanzialmente. No, noi ci incontreremo con tutto garbo ed eleganza, tu ci sarà un ciao, perché un ciao non si nega a nessuno, poi tu da quel momento fino a quando non ci sarà, ragazzi, ci vediamo presto, perché quella sarà l'ultima tua parola, Speriamo. da lì poi può succedere di tutto. Quindi hai un margine di tempo di un paio di minuti dove tu sarai tranquillo. Dove bisogna... No, infatti no, raga, quella è l'anticamera, quindi quello è un check che dobbiamo sbloccare e capire che succede là. Poi ci sarà altro, quindi Probabile. Il gioco è lunghissimo secondo me, sì, pure secondo me, raga. Ma tutto piano per il nostro piano, culo. piano piano vediamo di finirlo. Allora a sto punto no, perché giustamente c'ha the sister location. Prendiamoci 2 oggetti. Ok, dadi. Quindi possiamo fare un rollino e una chiave. Poi si continuano ad aggiungere cose, quindi noi già siamo camera e tu continui a darci cose, ma va bene. Allora, a questo punto di qua, Dem. per forza, c'è anche una gemma in omaggio. Di là non possiamo andare, altri oggetti non ci sono. Allora, sì. Che cosa vi state dicendo tutte e due? Che state combinando? No. Sì. Sì. Paghi uno, prendi due. Almeno quello. Allora, però non ci sono oggetti, c'era solo la cassa, ma va bene così. Allora, nord è questa qui. Sali un pochettino sopra. Oh, effettivamente, mo, vedendo di quello che stavamo parlando e quello che state scrivendo in questo esatto momento, non sto capendo neanche io. Anche perché, che ci crediate o no, al mondo non esiste nessun massimo esperto di niente. Sì,
E Invece, sarà così da qui fino Salvatore all'eternità. Aranzulla. Aranzulla fa il Dora. Questa mo perché ci esce solo adesso per la prima volta? Passaggio segreto. Così. Oh. Gioco, ci continui a dare cose nuove. Va bene, va bene. Vai, sì, così insisti, vai, butta dentro. Sì, Regen, tanto è inutile che provi a fermare la cosa perché Sì, adesso arriverà sì, il sì. messaggio di Francesco e Allora, c'è un altro chilometro. questi momenti tra persone che si vogliono bene e comunque fanno parte Sì. della stessa cerchia di conoscenze e apprezzamenti su varie cose, loro fanno così, si scannano, si distendono, loro affronteranno la loro giornata al meglio domani, più rilassati, più tranquilli. Perché sanno tutti e due che possono parlare liberamente di tutto. Se qualcuno all'improvviso dei due si troverà bannato, perché sa che ha superato quella linea che non va superata. Quindi fino a quando c'è un dialogo così va benissimo, sfogatevi, fate bene, perché così state un pochettino più tranquilli. Sì, esattamente, Regen. Allora, 15 per 3, 45, meno 10, 35. No, Che non c'è, quindi non è così. no. Allora, 15, allora facciamo 3 per 15 5, meno 15. 10. Si conviene esatto. sempre fare il numero più Sì. piccolino. No. 10. Ah, aspetta, perché ho messo 5. No, sei un proto karate. Scusa. Errore mio. Allora, 6. Poi ci conviene fa. Ma infatti Regen, la verità è quella che sono semplicemente 2104. Hai capito? Perché può sempre entrare la persona che o per un motivo o per un altro, comunque ne può anche effettivamente sapere di più sull'argomento e avere un parere sia tecnico che per qualunque altro motivo concreto e può dimostrare la cosa, ma può succedere questa cosa all'infinito. Quindi alla fine un punto d'accordo o un uscirsene come vincitori su qualcosa che piace ad ognuno di noi è impossibile, quindi l'unica cosa è sfocarsi in questo modo tra persone intelligenti con gli stessi gusti e stare tranquilli. Tanto loro continueranno a vedere e a seguire quello che gli piace, quindi 2 comunque. lo 2. Gioco, sei un po' un figlio di buona madre. Allora, sono 5. 24, 20. Sono 5 e 3, 8. Eh. 8 meno 7 è 1. 1. Ah no, io ho sbagliato. Quale? 18. Possibile, Regen? No. Allora, 10, 15. Questo quant'era? 6, 3, 18. No. 10, 15. 6. Ah, aspetta, questo è per e questo è diviso, giusto? 2. Allora. No. 5 e 3, 8. Quindi già partiamo da 8. Sì. 8 meno 7 è 1. 1. 1 per 18. 18. 6. 18, sì. Grande. Ok. Chiave speciale. A posto. Allora. E chiave. Sì, ma difatti la cosa bella è questa, è che ognuno per un motivo o per un altro comunque ha e avrà sempre le sue opere preferite, quindi qualcuno gli può dare un punto di vista ulteriore in base a quella che è stata la sua esperienza nello scoprire quella cosa, però se a una persona piace una cosa uno continuerà a vederla, a meno che non c'è un motivo valido per non fare o per non usufruire di quella cosa, ma visto che si parla di
intrattenimento digitale e guarda, uso sta parola proprio per riassumere il più possibile, così possono capire tutti Tipo quello che quando dico. scopre la fessa anziana. Esatto, cioè, va bene, cioè non... se piacciono, perché pure c'è un pochettino di dialogo anche acceso così. Tanto Setti continuerà a vedere e a vivere le sue cose come preferisce. Francesco lo stesso, quindi. Anche perché sanno benissimamente come contenersi e che se esagerano Paolo. hanno un bel e amorevole cazzotto della felicità in testa. Però noi ci fidiamo ciecamente di loro, quindi perché no? Visto che credo che la libertà di parola sia una delle cose più importanti che siamo noi fortunati ad avere, ma pure che si parla con Ma questi non possono toni, vivere entrambi, dice Reagan. Qualcuno ci vuole un duello. Facciamo morire Francesco. Che comunque male non. vedi, problema risolto. The man I am box with a statement containing the letter B. Ok. Ok. The blue box is true. The gem I am box with a statement containing the letter. Questo è falso secondo me. Quindi è questo. Bianco? Sì. Purgaten, Gianmarken. Scusate. Purgaten. Ero convinto, invece no. Vai godo. Va bene. Ok. Chiave speciale, la voglio tenere un po'. Allora, osservatorio, c'ha pure l'uscita verso il nord. Questo è il protocollo. No. Il protocollo. Siamo fottuti. Protocollo do carattere. Allora, noi stacchiamo qui anche perché non ho visto l'ora ed è tardissimo. Sì. Porcaccia la miseria, io mi No, devo stavamo svegliare super parlando. presto. Ragazzuoli belli. Nel frattempo che ci organizziamo per il duello, noi Non vediamo. staccare. No, dobbiamo per forza. No, Aspetta qua. devo staccare perché c'è una cosa importante da fare domani e mi devo alzare davvero alle 6, se no ci sono problemi. E se va bene questa cosa avrò anche più tempo per fare le live, quindi speriate che vada tutto bene, anche perché sarà una cosa che in futuro coinvolgerà anche voi. Quindi ragazzi, buonanotte. No, ci sei. Io vado a dormire domani, quando al lavoro. Che... vabbè. Mi sentiresti russare e fare dei brutti rumori, Quello quindi stiamo spegnendo, quello. Sei arrivato troppo presto. no, in calcio d'angolo sei arrivato, giusto per la buonanotte. Qui stavamo salutando. Sì, Boku no Pico non c'entra niente. Nemmeno Darude Sensor non c'entra niente. Vabbè. Di notte appaiono i lupi mannari, noi abbiamo i lupi coglioni che allo scoccare di una certa ora dicono questo genere di cose. Sì. Buonanotte. Ci dispiace, sì, quello proprio. Ragazzi, stavamo staccando. Buonasera, sono arrivato. Cazzarola, proprio il minuto esatto. Spero comunque la giornata sia andata bene, tanto torniamo domani e poi Pasqua vediamo un attimino come organizzarci. Quindi nel frattempo buonanotte a tutti e a domani. Buonanotte.